Primi due casi di Omicron anche nella Marca trevigiana. I laboratori regionali hanno sequenziato la variante su 2 trentenni. La conferma che si tratti della nuova temuta mutazione del virus è stata quindi comunicata all'ULSS 2. Ci sono stati segnalati dalla Regione Veneto e subito, immediatamente le persone sono state isolate, quindi non ci sono problemi, non c'è stata nessuna contaminazione, contatti con altri, per cui la cosa è già sotto controllo. In che condizioni sono? Sono in buone condizioni di salute, non hanno per adesso sintomi e ci auguriamo che anche in futuro stiano bene. Non rientravano su un viaggio e quindi immaginiamo che sia stata una circolazione normale della variante. Come nella maggior parte delle altre province venete, dunque, Omicron è stata individuata anche nel Trevigiano. Il tentativo ora è quello di contenere la sua diffusione molto più rapida rispetto alla Delta Plus. Stiamo cercando di isolare Omicron proprio per questo motivo, per evitare che ci sia alcuna sovrapposizione di questa. Ecco, allora come vi comportate di fronte a questi casi? Di fronte a questi casi l'importante è subito fare il tracciamento, come è stato fatto, ed isolare immediatamente, vedere i contatti che ci sono stati, i quali sono ovviamente stati messi in quarantena e niente altro. È una procedura come le altre, con un po' più di attenzione perché sembra che sia un attimo più diffusiva. In Veneto la nuova variante rimane minoritaria, ma altrove, vedi la Lombardia, sta ormai interessando quasi la metà dei casi. Noi ci auguriamo di riuscire a frenarla grazie al contact tracing, però siamo pronti anche per qualsiasi evenienza.